Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. A inizio l'autunno meteorologico dal 1 settembre, un periodo contraddistinto solitamente da qualche ondata di caldo comunque gradevole e qualche sorpresa dalle caratteristiche invernali. Come notiamo, l'anticiclone in questi giorni di origine africana riuscirà a portare temperature oltre i 28 gradi sulle aree pianeggianti, con la discesa di correnti fresche che attorno a metà settimana riusciranno a lambire il settore dei Balcani. Temperature che risulteranno essere sopra la media. Come notiamo, il caldo intenso si farà molto più deciso soprattutto sull'Europa centrale a partire dalla giornata di martedì, con temperature in netto rialzo, valori massimi addirittura sopra i 32 gradi sulla Francia e sull'Inghilterra, mentre sulle nostre zone, sul Veneto, temperature tra i 26 e i 28 gradi. Saremo su valori gradevoli proprio perché la discesa di correnti fresche instabili con il rinforzo di venti da nord-est riusciranno a riportare temperature su valori nettamente gradevoli tra i 26 e i 28 gradi. Poi da mercoledì invece assisteremo a una rimonta anticiclonica più decisa dal centro Europa che spingerà il caldo anche fin verso le nostre regioni. Notiamo infatti come le temperature in quota saranno gradevoli, il fresco riuscirà a portare della nuvolosità e anche delle temperature in media col periodo, mentre il caldo intenso si farà via via più deciso anche sulle nostre regioni, comunque sopportabile dalla metà della prossima settimana. Notiamo come infatti la giornata di domenica sera e lunedì avremo della nuvolosità alta in transito ma senza fenomeni, con clima fresco per il periodo durante il giorno. Lunedì, martedì si formerà un vortice ciclonico invece tra la Sicilia e la Calabria, proprio sul Mar Ionio, dove avremo delle precipitazioni. Non avremo invece grossi scossoni sul nostro territorio, sul nord Italia e sul Veneto, con tempo stabile. La tendenza infatti nel lungo termine vede ancora una presenza di un anticiclone ben saldo sulle regioni settentrionali e sul Veneto, con temperature anche oltre i 30 gradi, ma tendenza da confermare. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.